Lei la pagherà questa multa? No. No, no, nel senso che poi come ho i miei nemici ho anche i miei amici. Giovanni Colombo è un ambientalista, militante attivo, storico nel partito Europa Verde e molto conosciuto a Castelfranco dove vive per le sue battaglie politiche e non solo. Qualche giorno fa si è visto recapitare a casa un verbale da 120 euro per incuria e degrado del suo giardino, in particolare per una siepe di ligustro non potata che ostruirebbe il passaggio e richiamerebbe zanzare. Questa siepe qua è una siepe che fa una grossa fioritura, che è già passata adesso. Quindi io lascio la siepe e non la taglio finché non sia finita la fioritura e poi chiamo il giardiniere. Secondo me è un problema più politico che altro. Io sono un ambientalista, sono dei Verdi, consigliere nazionale e evidentemente ci sono le elezioni. Allora bisogna pure attaccare. Un problema inesistente, secondo Colombo, rispetto a tutti quelli che ha la città e le api, che vanno difese e protette, devono poter utilizzare i fiori durante l'estate. Ho capito, qualcuno verrà preso e ferito dal ramoscello, non lo so, insomma. No, e siccome insomma le api servono, l'ambiente servirebbe anche, sono i condomini che probabilmente ce l'hanno con me anche perché ho sempre fatto una battaglia contro, han tagliato tutto quello che era tagliabile, han fatto i condomini e sicuramente a chi ha interesse, cioè non è che faccia troppo piacere questa mia posizione sul consumo di suolo e sulla cementificazione. Poi quando esce la venale siamo allagati, qui gli scarichi non ci sono, cioè si cammina sull'acqua quando piove tanto qua. Le zanzare poi non sono legate alla siepe. Se dicono: "Ma però la siepe aumenta le zanzare". No, le zanzare aumentano perché soprattutto sui sottovasi, e quindi ci sono i più nei condomini che tengono fiori giustamente, se non tolgono l'acqua poi Quella della difesa dell'ambiente resta una battaglia totale che Colombo continuerà. che difendere l'ambiente e difendere anche l'umanità. Insomma, se la gente io ho 79 anni, cioè non lo faccio per me, la difesa dell'ambiente e della salute, perché vanno di pari passo, e cioè se vogliono mangiar plastica nel futuro, respirare cemento, mangiare malta, no, e dopo mangiare plastica dentro i pesci, facciano pure.